La giunta Giordani butta in ghiacciaia il progetto ZTL, innesta la retromarcia e sposa la linea della nostra emittente che sul tema aveva invitato alla massima prudenza. Insomma, se l'ultima parola non è ancora detta, è per questa ragione bisognerà comunque vigilare, almeno per un po' il tema sembra destinato a scomparire dall'agenda delle priorità. Ma stiamo collaborando per fare in modo che il progetto avanzi assieme anche al consenso e al contributo dei commercianti della città. Non si può blindare una città, si deve essere attenti perché quello che dico e ripeto da tempo, la gente vuole servizi. Se tu gli dai il servizio, la comodità, il piacere di arrivare in città, la gente arriva, altrimenti la gente abbandona per quei siti che non nomino. Il riferimento è chiaramente ai centri commerciali, maxi strutture come quelle in progetto a Padova Est che non vanno giù ai piccoli esercenti, che oggi hanno però apprezzato lo stanziamento di 100.000 euro che prevede il rimborso delle tasse comunali a chi apre un locale commerciale chiuso da più di 12 mesi, poco meno di 2.000 euro per un'enoteca con plateatico, qualche migliaio di euro per il piccolo negozio. Insomma, a vederla così, viene da paragonarla al paracetamolo, ottimo analgesico, non certo un antibiotico. Ecco, tu vedi che la nostra aspirina è molto grossa perché anche ieri sera un centro commerciale, quello di 2 Carrare, l'abbiamo stoppato. Quindi abbiamo vinto una battaglia, non abbiamo ancora vinto la guerra, però la nostra battaglia con i centri commerciali è ormai dichiarata. Un tema, quello del consumo di territorio e della difesa dei piccoli commercianti, che la nostra emittente continuerà a seguire in prima linea proprio a tutela dei cittadini e delle loro esigenze.